trascuriamo il dono dell'Eucarestia, l'invito del Vescovo Alberto Tanasini nella solennità del Corpus Domini, farsi pane spezzato per gli altri per vivere il mistero eucaristico. Lavagna ha ritrovato i suoi tesori, concluso il restauro dell'Arca della Santissima Trinità e del Crocifisso del Maragliano custoditi nell'oratorio. Il dono di un nuovo diacono per la Chiesa diocesana. Nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante il Vescovo ha ordinato Giovanni Ranieri. Il suo ministero sarà immagine di Cristo servitore. Prima messa di Don Alessandro Cavallo nella parrocchia d'origine San Pietro di Novella, l'amore per Gesù trasmesso attraverso il gusto per la vita e l'amicizia. Sarà il tema delle Beatitudini, il filo rosso che guiderà la riflessione della novena in preparazione alla festa di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo, da domenica alla messa delle 5 in diretta su Telepace. Un forte invito a pregare assieme e a fare del proprio matrimonio una testimonianza. È il contenuto della giornata di spiritualità che si è tenuta alla Guardia a Genova per tutte le famiglie liguri. Il Vescovo in visita alla Vittorio Gandolfo a Santa Margherita di Fossa Lupara a Sestri Levante, una trentina le persone impiegate nella fabbrica sociale del gruppo Tassano che produce componenti per auto. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Apriamo questa settimana con le celebrazioni della solennità del Corpus Domini che si sono tenute in diverse località del nostro territorio diocesano. A Chiavari la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Rupinaro e la processione eucaristica per le strade del quartiere del Ponente chiavarese sono state presiedute dal Vescovo diocesano. Al termine l'adorazione e la benedizione eucaristica nel cortile dell'Istituto Maria Luigia. Vediamo. Il segno tangibile della moltiplicazione dei pani e dei pesci non è solo uno dei miracoli con cui il Signore si è manifestato a chi lo incontrava, ma anche il modo che Egli ha scelto per prendersi cura delle persone che iniziavano a seguirlo, anticipando il grande dono dell'Eucarestia. Ha preso le mosse da questa considerazione la riflessione che Monsignor Alberto Tanasini ha proposto ai fedeli delle parrocchie di Chiavari in occasione della celebrazione del Corpus Domini. La Santa Messa è stata celebrata nella parrocchia chiavarese di San Giacomo di Rupinaro. La processione eucaristica si è snodata lungo le vie del quartiere del Ponente chiavarese fino al cortile della scuola Maria Luigia, dove si è tenuto il tempo di adorazione eucaristica. Nell'omelia Monsignor Tanasini ha invitato a non porsi di fronte al dono del corpo di Cristo come ad una abitudine. Noi questa sera siamo qui per dire: noi non vogliamo dimenticarci della meraviglia che il Signore ha fatto dandoci l'Eucaristia, dandoci se stesso. Da parte del pastore della diocesi poi un secondo invito, esplicitato in maniera particolare per i ragazzi che quest'anno hanno ricevuto per la prima volta il dono di Gesù Eucaristia, quello a non trascurare questo dono facendosi a propria volta pane spezzato per gli altri. E quel pane spezzato poi è anche un invito a che noi spezziamo il pane, noi pensiamo ai fratelli, noi condividiamo, come Gesù ha fatto, i beni che abbiamo, volendo bene, aiutandoci. Tutte le volte che lo facciamo, noi diamo un po' di noi stessi da mangiare e poi servendo l'Eucaristia. Quante volte è diventato così facile trascurare l'Eucaristia? Quante volte noi non veniamo alla messa e non ci rendiamo conto che rinunciamo al pane della vita. Ecco, è abbondante il dono di Dio. Non trascuriamolo. Ora facciamo un passo indietro e torniamo alla solennità della Santissima Trinità, che quest'anno è stata vissuta con una connotazione particolare nella città di Lavagna, che ospita l'oratorio della Santissima Trinità nel territorio della parrocchia di Santo Stefano. Quest'anno in particolare la processione ha visto nuovamente la partecipazione dell'arca processionale di Anton Maria Maragliano dopo oltre 50 anni dall'ultima volta che l'immagine era stata portata in processione per le vie della città.
Perché? Perché quest'opera di grande valore artistico è stata oggetto di un lungo ed accurato lavoro di restauro assieme ad uno dei crocifissi custoditi all'interno dell'oratorio lavagnese. In questi giorni cerchiamo un po' più assiduamente di portare il nostro pensiero a Dio, di elevarci a Lui, di scoprire il grande dono che ci è stato fatto dal Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Guardare ad un'opera d'arte come il crocifisso e l'arca processionale del Maragliano restituiti al loro antico splendore per elevare il pensiero a Dio e al mistero della Trinità, sull'esempio di Sant'Antonio da Padova. E l'invito che Monsignor Tanasini ha rivolto ai fedeli di Lavagna in questi giorni in festa per la fine dei restauri di due delle opere più preziose custodite all'interno dell'oratorio, la cassa processionale della Santissima Trinità e il maestoso crocifisso, entrambe opere realizzate da Anton Maria Maragliano. La conoscenza dell'uomo, ha spiegato il Vescovo nell'omelia, non può non passare attraverso la Trinità. La vera conoscenza dell'uomo non è una conoscenza orizzontale, non è la conoscenza semplicemente delle scienze, ma una conoscenza alta che raggiunge davvero il vertice del mistero di Dio. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta in oratorio, il Vescovo ha benedetto le due opere il cui restauro è stato poi illustrato a cittadini e alle autorità presenti. Sì, viene restituita all'oratorio, direi in particolar modo la cittadinanza di Lavagna e grazie proprio all'impegno dei confratelli. Un grazie anche alla Fondazione San Paolo che con il suo 50% del contributo siamo riusciti a realizzare l'opera e anche grazie ad alcuni benefattori. È un momento importante perché praticamente quasi 2 anni tra il progetto, la partecipazione al bando e quant'altro che ci stiamo dietro. Un grazie anche alla restauratrice, a tutti quelli che hanno collaborato e veramente è un'opera che ne avevamo bisogno, specialmente la cassa processionale perché con gli anni era venuta anche proprio in stato conservativo veramente non più efficiente. Adesso veramente è ritornata al vecchio splendore, l'ultima volta che è stata uscita anche a spalle in processione è nel 1963 e quest'anno ho fatto come priore anche un appello sui social, sui media, anche per riuscire a portarla a spalla veramente come un tempo. Quindi quando è che la vedremo fuori per le vie di Lavagna? Sabato alle ore 21, questo sabato, e vi sarà anche 4 grandiosi crocifissi come nella tradizione delle confraternite del nostro oratorio. Quest'anno parteciperà anche il crocifisso nero di Santo Stefano del Ponte, grazie a una deroga del nostro vescovo, perché proprio per sancire anche l'alleanza e la comunione che esiste fra le confraternite del territorio. I fondi per il restauro sono stati recuperati, c'è ancora bisogno di qualcosa? C'è ancora bisogno di qualcosa, infatti non a caso se entrate in chiesa abbiamo messo anche dei volantini con l'Iban e alcuni riferimenti. Diciamo che d'altra parte mancano i vecchi benefattori, io mi ricordo quando ero piccolo che allora erano molto frequenti, però noi nel nostro piccolo giorno per giorno anche una candela solo accesa per noi è vitale per portare avanti queste opere. Che cosa è stato fatto per recuperare all'antico splendore quest'opera attesa, custodita nell'oratorio? Allora, per quanto riguarda il crocifisso abbiamo iniziato con delle indagini diagnostiche grazie alla collaborazione con Geospectra di Genova, perché eravamo certi di numerosi interventi passati e volevamo proprio capirne qualcosa di più e grazie alle analisi stratigrafiche quindi abbiamo preso un microcampione di colore, abbiamo analizzato è risultato esserci 9 strati tra ripinture e rigessature sulla superficie soprattutto del panneggio che quindi abbiamo pazientemente rimosso e poi siamo intervenuti anche ovviamente su tutto il resto dell'opera. Mentre per quanto riguarda la cassa, come indagini abbiamo effettuato l'XRF sempre in collaborazione con Genova che ci ha restituito la tavolozza dell'artista, quindi della bottega del Maragliano, con colori assolutamente coevi per l'epoca, quindi l'oltremare, il biadetto, il cinabro, la malachite, il verde rame, la biacca e l'oro per i panneggi. L'intervento è stato impegnativo, è stato lungo perché è iniziato l'anno scorso a luglio e si conclude oggi con questa grande festa. Oggi più che altro una presentazione, la festa vera e propria sarà quella di sabato perché l'arca verrà portata in processione a braccia, che non succede, mi diceva il priore prima, dal 63.
E nel giorno della solennità della Santissima Trinità, una parrocchia del nostro territorio ha vissuto un momento di festa speciale. Stiamo parlando della comunità parrocchiale di Sant'Antonio a Sestri Levante, che quel giorno ha ricordato anche la memoria liturgica del titolare, che ha accolto con gioia un nuovo diacono. Giovanni Ranieri, diacono permanente, sposo di Paola, padre di 2 figli, è stato ordinato dal vescovo diocesano nel corso della celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo proprio nella chiesa parrocchiale sestrese. Il diaconato è un ordine sacro che vale per se stesso, fa partecipare al mistero di Cristo. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, nella festa della Santissima Trinità e nella memoria liturgica del titolare, durante la quale ha conferito il ministero del diaconato a Giovanni Ranieri, sposo di Paola, padre di 2 figli. Monsignor Tanasini ha ricordato che il significato del diaconato è il servizio, perché Cristo si è posto come servitore. Servizio all'altare, servizio dunque ai ministri degli altri ordini, al vescovo prima di tutto, agli altri presbiteri, ma servizio alla comunità, servizio della parola, servizio ai poveri, servizio pratico anche. Una consapevolezza che in Giovanni è molto chiara in lui e nella sua famiglia. Un inizio ma anche un continuo del cammino che già faccio in parrocchia, nella vita comunitaria e nella vita di Sestri. È un inizio ma anche un continuo perché comunque sono marito, sposo e padre. Il vescovo ha detto che la particolarità del diacono è anche di vivere l'esperienza familiare, di famiglia. Questo aiuterà comunque, ti aiuterà nel tuo cammino, nella tua chiamata. Certamente, perché comunque il cammino come sposo e come famiglia deve essere anche un servizio diaconale nella famiglia e come esempio di vita cristiana anche per le comunità che andremo ad accompagnare nel servizio. Ti è già stato chiesto, ti sono già stati affidati i compiti che dovrai portare avanti all'interno della comunità? Al momento sono ancora a disposizione del Vescovo. Penso che nel servizio quotidiano del lavoro come infermiere nell'ospedale di continuare la mia opera di operatore sanitario come cristiano e nella comunità in cui presto servizio, ma anche nelle opere quotidiane di vita pastorale all'interno dell'ambito di Sestri. Ti senti supportato, sostenuto dalla comunità in cui ti trovi? Oggi è la festa patronale di Sant'Antonio, ma tante persone erano presenti a questo momento di comunità. Certamente, è una comunità che mi ha accompagnato fin dall'inizio, ha accettato ben volentieri di sostenermi in questi anni di cammino nel diaconato e ancora oggi con la loro presenza e con voler festeggiare nella festa patronale questa ordinazione dimostra la grande famiglia che è questa parrocchia. Il tuo è un impegno che coinvolge tutta la famiglia, lo dicevi tu stesso, che cosa senti di dire a tua moglie che comunque ti ha sostenuto in questi anni e continuerà a farlo? Mia moglie è la mia perla preziosa, è la persona che crede in quello che è la chiamata di Dio in questo diaconato e anche colei che mi supporta e mi sopporta in questo impegno perché diventa anche un uscire, una chiesa in uscita, ma è una sposa che comprende bene le dinamiche ecclesiastiche perché anche lei ha studiato teologia. E i figli? Il più grande ha detto, questa citazione di mio figlio, sono contento perché diventa ancora più amico di Gesù e allora questo ti fa capire che si semina come si può, ma si semina bene. Inizia un cammino nuovo che in realtà è una nuova tappa di un cammino iniziato fin da quando con Giovanni ci siamo conosciuti, di amicizia con Gesù, di amicizia nostra, personale, di coppia e con i nostri figli.
e diventa anche un modo per aprirci non soltanto all'interno della nostra famiglia, ma all'interno della Chiesa e del mondo dove siamo chiamati ad operare. È un compito che è affidato a Giovanni, è vero, però è anche vero che tutta la famiglia partecipa di quella che è la vita quotidiana del diacono e quindi anche dei suoi impegni, delle sue fatiche e delle sue gioie. Aumentano gli impegni adesso e ci sarà sostegno reciproco in questo senso? Sicuramente sì, trovando il giusto equilibrio tra quella che è la vita pastorale e la vita familiare e la vita lavorativa, perché proseguono tutte a pieno ritmo nella ferialità della vita quotidiana. I vostri figli come hanno accolto questo dono? Sono piccoli, però possiamo dire che l'hanno accolto con estrema gioia, più consapevolmente Emanuele, che avendo 6 anni è già in grado di capire di più quello che papà sta vivendo, ma anche Giacomo, anche vedendolo in chiesa questa mattina, l'abbiamo visto contento, l'abbiamo visto felice di vedere papà realizzare un desiderio, rispondere a una chiamata e poter stare ancora di più a contatto con Gesù. C'è un'altra comunità che ha vissuto un grande momento di festa nella solennità della Santissima Trinità. Andiamo a Rapallo, nella parrocchia di San Pietro di Novella, che ha ospitato la prima messa del sacerdote novello Don Alessandro Cavallo. Con lui tanti amici conosciuti negli anni nel movimento di Comunione e Liberazione. Vediamo. La prima messa nella parrocchia d'origine per un sacerdote novello è sempre un momento emozionante. Dinanzi all'altare tanti volti, tante storie incrociate nel cammino che ha portato sino al sacerdozio. Don Alessandro Cavallo, ordinato presbitero nel giorno di Pentecoste, ne ha richiamate alcune nell'omelia pronunciata durante la messa nella chiesa di San Pietro di Novella a Rapallo. In particolare il percorso studentesco, universitario nel gruppo studentesco di Comunione e Liberazione. Tutti i tasselli che hanno portato a maturare la propria vocazione e che alcune amiche di Don Alessandro ricordano così. Abbiamo studiato insieme con Alessandro alle medie, eravamo in classe insieme, abbiamo fatto GS a San Pietro, un'esperienza delle superiori, e l'abbiamo conosciuto molto bene in quell'occasione. Abbiamo visto che crescendo Ale è rimasto esattamente lo stesso, anche da questa prima messa si è visto Alessandro per come l'abbiamo conosciuto e che dire, tutto il suo gusto per la vita, il gusto per l'amicizia, quello che è venuto fuori oggi è esattamente quello che abbiamo visto noi in questi anni. E questo suo amore per Gesù sicuramente sarà di grande testimonianza per tutti quelli che lo incontreranno, come è stato per noi in questi anni in cui l'abbiamo accompagnato. Noi abbiamo frequentato università diverse ai due poli opposti della città e quindi questo poteva essere un'occasione per perdersi, perché avevamo due vite completamente parallele, eppure grazie a questa compagnia di cui parlava anche durante la messa siamo rimasti uniti, proprio perché ciò che unisce le persone non è semplicemente l'attività quotidiana che uno fa, ma è qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande era questa compagnia a cui appartenevamo noi due come tutti gli altri nostri amici, e questo ha permesso che pur intraprendendo strade completamente diverse rimanesse un legame tra di noi fortissimo, che è quello per cui oggi siamo venuti qui alla sua prima messa. Oggi abbiamo partecipato qua a San Pietro alla sua prima messa. E per me è una gioia immensa, perché io l'ho conosciuto da ragazzino quando venivo qua con lui all'oratorio come catechista, e da sempre Alessandro è stato speciale per la sua attenzione ai ragazzi più deboli e per la sua passione per il gioco e per lo stare con i suoi amici. E oggi per noi vederlo sacerdote è veramente una grazia e un dono grandissimo. In occasione delle feste patronali mariane di inizio luglio, il vescovo Alberto Tanasini ha scritto un messaggio rivolto a tutti i fedeli della diocesi di Chiavari, nel quale invita a invocare la Vergine, venerata sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora Regina di Montallegro, chiedendo di sostenere la vita della nostra Chiesa diocesana, nel desiderio di essere sempre secondo il cuore del Figlio, di sapere mettere in atto il proposito di testimoniare il Vangelo fedelmente
gradualmente e di adeguarsi alle esigenze che questo richiede. Monsignor Tanasini presiederà diverse celebrazioni tanto a Chiavari quanto a Rapallo in queste giornate di festa e in questo modo intende festeggiare i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale. La novena in preparazione alla festa patronale di Nostra Signora dell'Orto avrà inizio martedì 25 giugno ed in particolare a Chiavari, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, ogni mattina alle 6 ci sarà la recita delle lodi e la Santa Messa presieduta dal prevosto della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini. Alle 21 la liturgia mariana animata ogni sera da un diverso gruppo appartenente al nostro territorio diocesano. La novena in preparazione alla festa di Nostra Signora di Montallegro al Santuario Mariano sulla collina di Rapallo inizia domenica mattina con la Santa Messa delle 5 preceduta come sempre dalla recita del Rosario. La Santa Messa sarà trasmessa ogni mattina in diretta TV su Telepace e il filo conduttore delle riflessioni di quest'anno saranno le Beatitudini. Vediamo. La novena è un momento molto atteso dalla gente di Rapallo. Anzi, potrei dire, e non me ne vogliano le altre comunità parrocchiali, che forse è uno dei pochi casi in cui si parla della novena, proprio come un momento molto forte che è radicato proprio nel cuore delle persone che amano la Madonna di Montallegro. Direi che da un anno all'altro addirittura si parla della novena, quindi le date sono proprio tradizionali, quelle del 23 di giugno fino al 1° di luglio, che è l'ultimo giorno della novena. Sono i 9 giorni che precedono il 2 luglio, perché il 2 luglio 1557, proprio su questo colle, su quella roccia che è a lato dell'altare, è apparsa la Madonna e ha lasciato il quadretto incorniciato nel centro dell'altare come segno di grande predilezione. Questa viene chiamata la novena dell'alba, proprio perché non è mai stata toccata, penso da quando hanno iniziato a celebrare la Madonna di Montallegro, e quindi l'orario è quello tradizionale delle ore 5, che vuol dire fisicamente che il santuario apre i suoi battenti intorno alle 3:15, 3:30 della notte, e già la gente è nel piazzale che attende che vengano aperte le porte. Questo ha un non so che di piacevole, di bello, ecco. E poi c'è il tempo delle confessioni, quindi proprio nel cuore della notte tante persone celebrano la confessione. Alle 4:20 c'è la recita del Rosario con il canto delle litanie e poi alle 5 viene aperto il quadretto. Noi vediamo il quadretto sempre aperto, però la notte, la sera, quando si chiude il santuario, l'immagine di Maria viene velata, ecco, con uno scurolo che vela l'immagine, e la mattina, quando si apre il santuario, viene aperto allora alle 5, prima di iniziare la Santa Messa, con un canto viene aperto l'immagine di Maria, che viene contemplata e amata da tutte le persone che partecipano alla novena. Poi c'è la celebrazione della Santa Messa. Terminata la Messa c'è l'omelia e quest'anno segue un canovaccio, il canovaccio delle Beatitudini. Sono 8 beatitudini e 9 giorni, vuol dire che per 8 giorni, i primi 8 giorni seguiremo le beatitudini di San Matteo, l'apertura del discorso della montagna, le famose beati i poveri in spirito, beati gli afflitti, beati i miti, fino all'8ª, il 9° giorno, l'ultimo giorno della novena, la beatitudine riguarderà Maria, beata te che hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Molti sacerdoti, 9 sacerdoti, si alterneranno nella spiegazione delle beatitudini, nella celebrazione della Santa Messa, e sono sacerdoti che portano con sé certamente le comunità delle quali sono pastori, ma anche alcuni sguardi un po' più grandi. Per esempio Don Beppe Culoma è il responsabile dei Migrantes e quindi sarà presente con una delegazione di questi. Don Mario Cagna porta gli operatori sanitari
Ora il numero è molto indicativo e anche quasi inutile, ecco, è il respiro con cui un sacerdote viene su, e certamente qualcheduno viene a pregare il rosario di queste persone che poi, come dire, fanno del bene e comunque vivono alcune determinate situazioni della loro vita. Per esempio Don Federico Picchetto porterà su alcuni maturandi di Rapallo, persone che si stanno preparando all'esame di maturità, Don Franco Brioni, i volontari del carcere, e poi ci sono i volontari del santuario che celebreranno insieme al rettore che mi ha preceduto, Don Salvatore Orani, Don Antonio Baracchini con la parrocchia di Santa Vittoria di Libiola, poi Don Stefano Mazzini con il nostro seminario diocesano, e poi l'ultimo giorno l'arciprete di Rapallo, Don Stefano Curotto, con tanti altri sacerdoti, e l'invito a tutti i giovani della diocesi. E normalmente, come dire, la risposta dei giovani è corale e molto sentita. Ora andiamo in un altro santuario mariano, il santuario di Nostra Signora della Guardia, che ha ospitato il raduno regionale delle famiglie delle diocesi della regione ecclesiastica ligure. È stato un momento intenso di riflessione che è iniziato con la catechesi proposta dal nostro vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ed è stato coronato dalla Santa Messa presieduta dal cardinale arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. Nella sua riflessione Monsignor Tanasini ha invitato a fare del proprio matrimonio una forma di testimonianza. Vediamo insieme i nostri servizi. Siete riflesso del mistero della creazione e del mistero trinitario, così come noi sacerdoti siamo riflesso del mistero della redenzione. Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco alle famiglie liguri riunite per la giornata di spiritualità loro dedicata al santuario genovese di Nostra Signora della Guardia. La giornata si è aperta con la catechesi di Monsignor Alberto Tanasini, che ha dato il là alla riflessione personale e di coppia. Dopo il pranzo, la condivisione ed il racconto delle esperienze di pastorale familiare di ogni diocesi della Liguria. Quindi la messa con un richiamo semplice ed essenziale da parte dell'arcivescovo di Genova, quello di un segreto che ha detto va continuamente ricordato per poterne essere anche annunciatori a coloro che affrontano l'avventura del matrimonio. Il segreto è pregare assieme, come sposi e con i figli a qualunque età. Benedetto XVI, ha aggiunto il cardinale Bagnasco, ricordava che una famiglia che prega non conosce la disperazione e nelle difficoltà troverà sempre una via d'uscita. Ma c'è una seconda cosa che fa parte di questo segreto, ha detto il cardinale Bagnasco, ed è la lode a Dio. Il Signore è risorto, ci ha dato un cuore nuovo, ci ha resi partecipi di Dio stesso, ma non basta credere che Gesù è morto e risorto, è necessario scoprirne la presenza nelle pieghe dell'esistenza quotidiana. Chiediamoci dunque se la vita ruota attorno alla scoperta di Dio, perché allora sarà portatrice della lode. La comunità cristiana, ha poi precisato l'arcivescovo di Genova, ha dinamiche simili a quelle di una famiglia. Di qui l'invito a portare nelle diocesi lo sguardo della fede, riconoscendo la presenza di Dio, per essere tessitori della comunione ecclesiale e di unità, e per essere tali scoprire con gli occhi della fede che Gesù è sempre presente. Al termine della messa il cardinale Bagnasco ha preso nuovamente la parola per assicurare a tutti i presenti la preghiera da parte dei vescovi liguri e in particolare ha ricordato le tante situazioni di eroismo nascosto che si vivono quotidianamente fra le mura domestiche. Monsignor Tanasini ha invitato le coppie presenti a fare testimonianza del proprio matrimonio per fare argine contro il sentire comune, diciamo, di divorzi, separazioni, convivenze, eccetera. Come si può fare questa testimonianza? In primo luogo ritengo che la testimonianza sia un qualcosa che passa non attraverso il dire ma attraverso il fare. Il comportarsi normalmente tutti i giorni è quello che può far sorgere in qualcuno, si spera il maggior numero possibile, l'idea che forse è un qualcosa che si può fare, che non è il fatto di prendere e di mettersi insieme e utilizzare quello che è il modo di vivere del giorno d'oggi, dove prevale il fatto dell'usa e getta, dove a un certo punto una cosa non mi piace più, la butto via,
ma il vedere che a volte anche cadere può essere un percorso di crescita per avere in futuro qualcosa di più solido e di più valido. Il Vescovo ha anche detto che il matrimonio non deve essere solo un mero atto burocratico, ma è dare un volto all'amore. Decisamente, se il matrimonio lo consideriamo solo ed esclusivamente come andare a mettere una firma su un registro, possiamo tranquillamente accantonarlo. Il matrimonio è prima di tutto sapere vedere quello che è il futuro. Una volta si parlava di consorti, oggi si parla di coniugi. Coniuge significa unire, consorti significa condividere la stessa sorte, cioè un progetto futuro. Da quanti anni siete sposati? Proprio mercoledì abbiamo festeggiato i nostri 45 anni di matrimonio. Immagino che forse non è stato facile essere sposati così tanti anni, o è stato facile? Allora, non è sempre stato facile perché ogni coppia attraversa dei momenti di difficoltà, questo è chiaro. Abbiamo fatto esperienza di cosa significa la presenza di Cristo all'interno del matrimonio, di Dio all'interno del matrimonio, che poi è quello che è sempre fedele, come diceva Monsignor Tanasini prima. Nel momento in cui noi siamo in difficoltà, Dio ci è sempre fedele, ci sostiene. E con ciò anche la bellezza, possiamo dire che nonostante le difficoltà è bello essere sposati, è bello vivere insieme alla persona alla quale si vuole bene, è bello avere avuto una vita così. Ecco, una coppia diciamo esperta come la vostra, come può essere di testimonianza e di aiuto verso i giovani che decidono di sposarsi o che non sanno se sposarsi, convivere, eccetera, o le coppie sposate da poco? Beh, intanto non facendo gli esperti, ma semplicemente trasmettendo quello che è cioè la bellezza, il bello, non negando che ci sono delle difficoltà, che le difficoltà vengono, ma che le difficoltà insieme si possono superare, e soprattutto un matrimonio sacramento nel quale crediamo e con l'aiuto di Dio, quindi abbiamo un valore aggiunto che può aiutarci, che può sostenerci. Come mai avete deciso di partecipare oggi a questo incontro? Perché sappiamo che queste esperienze per la nostra famiglia sono molto importanti, anche per la coppia, per i bambini, nonostante il viaggio un po' lungo e alzarsi presto, soffrire la macchina, un po' di cose, però con l'animazione che c'è, che è molto bella anche per loro, e sono esperienze importanti che ci fanno crescere, ci uniscono. Vi sentite arricchiti al ritorno da questi incontri? Sì, sempre. Quando li facciamo da noi, questi sono anche più estesi a tutta la regione, è bello essere qua. Confrontarsi. Sì, anche con diocesi un po' lontane anche dalla nostra. Da quanti anni siete sposati? Da 11 anni. Avevamo 25 anni quando ci siamo sposati. Ecco, è strano al giorno d'oggi sposarsi così presto magari, e vi chiedo perché una coppia giovane decide di sposarsi in chiesa e vivere il matrimonio cattolico. Perché è bello e insomma è una bella testimonianza da portare. Non è facile, però noi ci abbiamo creduto da fidanzati e abbiamo portato avanti questo nostro amore in modo concreto. Avevamo voglia di una famiglia numerosa e quindi insomma siamo partiti presto, però consapevoli della possibilità del matrimonio per sempre, dell'amore per sempre, e quindi siamo molto contenti della nostra scelta di vita, del nostro progetto. Ecco, il Vescovo diceva che adesso è tutto relativo e anche molto effimero. Come si fa dopo il primo periodo dell'innamoramento a continuare
a stare insieme e a confrontarsi, parlare, eccetera. E ci siamo trovati in sintonia su quello che ha detto, perché i piccoli gesti che ha, diciamo, consigliato, ma che ha portato come fondamentali nella vita di coppia, anche secondo noi sono proprio importanti, perché ti aiutano a sorridere, ti aiutano a ringraziarti e ti portano proprio a ricordare questa bellezza, questo servizio e dono, che sei sempre insieme all'altro e non sei da solo a portare avanti la famiglia. E quindi sono piccoli gesti che possono rendere bella ancora per tantissimi anni la vita di famiglia. In questo tempo di inizio estate proseguono gli appuntamenti del Vescovo diocesano per la celebrazione del precetto pasquale in diversi luoghi di lavoro. Il Vescovo ha visitato recentemente la fabbrica sociale della cooperativa Gandolfo di Sestri Levante. Quelli che ci amano, li amiamo volentieri. Gesù dice, voi dovete fare diverso, dovete fare di più. Amare coloro che ci odiano, i nemici, per arginare l'odio con l'amore. Lo chiede Gesù nel Vangelo ai suoi discepoli, lo ha ribadito il Vescovo nell'omelia della celebrazione eucaristica presieduta a Sestri Levante nello stabilimento della Vittorio Gandolfo, fabbrica sociale del gruppo Tassano, dove ad oggi sono impiegate una trentina di persone. Nel fare visita ad un'altra realtà lavorativa del territorio, Monsignor Tanasini ha sottolineato un altro aspetto proposto dalle letture, quello della solidarietà, l'attenzione verso il povero, quello che le chiese della Macedonia, pur nella loro situazione di difficoltà, avevano riservato per Gerusalemme, quello che lo stesso San Paolo aveva ritrovato in Gesù. Da ricco che era, dice Paolo, si è fatto povero per noi. Se Gesù ha fatto così, siamo chiamati anche noi a fare così. È una solidarietà che nasce profondamente, non semplicemente da un senso sociale, ma è la solidarietà cristiana, quella che nasce dall'esempio di Cristo. Parole che diventano realtà in contesti concreti, come quello della stessa cooperativa Gandolfo, nata nel 2003, oggi dà lavoro ad una trentina di persone che vivono in una situazione di disagio sociale. Questa è una cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di persone che provengono dal disagio di varia natura ed è impegnata nella produzione di componenti per alzacristalli. Quindi per il nostro cliente principale, quella che era la Lames del territorio di Chiavari, adesso Ailex Italia. Quanti sono gli addetti, le persone che vi lavorano? Adesso siamo circa una trentina, più un certo indotto di persone che collaborano con noi e quindi una realtà abbastanza interessante. Ecco. Da quanti anni è attiva, porta avanti la sua attività? Allora, la cooperativa è nata nel 2003. E quindi ormai abbiamo superato i 10 anni abbondantemente e speriamo di arrivare almeno ai 20 e portare avanti questa attività per i soci e chi potrà inserirsi nel tempo nel lavoro. Ecco. Andiamo avanti sempre stringendo i denti. Oggi siamo qua in una realtà che fa parte del gruppo Tassano e che spesso nominiamo, però a volte viene un po' tra virgolette dimenticata. È una realtà sociale importante e ci sono 30 persone che lavorano ed è come la fabbrica sociale che abbiamo a Casarza Ligure. Mi soffermo in particolare su questi tipi di realtà che sono sempre appese a un filo e legate al mercato, che dall'oggi al domani spesso capita che le commesse diminuiscono, eccetera, eccetera. Qui si producono componenti per alzacristalli, anche qui il mercato dell'auto in questo caso è uno dei fattori di sviluppo. Sì, il mercato dell'auto è uno dei fattori di sviluppo. E a Casarza invece anche lì abbiamo una buona fetta di produzione che riguarda i filtri aria per auto. Quando ci sarà l'avvento dell'elettrico fra un po' di anni anche lì bisogna pensare a qualcosa di diverso, ecco perché la mutevolezza del mercato è legata anche a queste cose qua. La vicinanza del Vescovo sempre presente alla vostra realtà, che momento è questo anche vissuto in fabbrica proprio? Sì, sempre presente tutti gli anni direi, abbiamo pensato anche, l'avevamo già fatto una volta, diciamo di proporre un'alternanza, cioè nel sito produttivo di Casarza, e quest'anno abbiamo pensato di farla qua a Sestri Levante.
Sono molte le comunità parrocchiali del nostro territorio che si apprestano a vivere la festa patronale in occasione della memoria liturgica della Natività di San Giovanni Battista. Iniziamo dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari, dove domenica alle 18:30 sarà celebrata la messa e alle 20 ci sarà la cena di fraternità sul piazzale di San Giovanni. Le offerte raccolte saranno destinate al centro sociale. Lunedì, nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, alle 10 la Santa Messa sarà presieduta dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo, alle 18:30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Mario Rollando. Nella parrocchia di San Rufino a Levi la Santa Messa del mattino lunedì sarà celebrata alle 10:30. Nel pomeriggio alle 18:30 al canto del Vespro la processione, l'omelia di Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi di Chiavari, cui seguirà la benedizione eucaristica. Al termine delle funzioni religiose ci sarà la possibilità di condividere la cena sul piazzale. In occasione della festa di San Giovanni Battista al santuario di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna, lunedì alle 10:30 la messa presieduta da Monsignor Alberto Tanasini. Al termine la benedizione e l'inaugurazione dei restauri della casa parrocchiale. Alla sera alle 20:30 la Santa Messa vespertina seguita dalla processione. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.